Uno, perché avevamo un sottopasso degradato che continuava ad essere scarabocchiato e lasciato in una incuria vergognosa per i nostri posti, e quindi abbiamo cercato di recuperarlo in tutti i modi, trovando chi erano i colpevoli e partendo da lì, non andandoli a penalizzare in un modo cattivo, ma devo dire in un modo intelligente, quindi coinvolgendoli poi nel rifarlo, e ora vediamo che già da un po' è rimasto inalterato, quindi è opera delle loro mani, della loro testa, e ha dato un grande risultato. Per quanto riguarda il centro giovani, insomma, era stato instaurato prima nei locali della parrocchia, dopodiché si è spostato qui e abbiamo visto che adesso insomma, ci sono 30 ragazzi che ci gravitano intorno, e questi qui sono i ragazzi che per noi, questa è l'età nella quale generalmente abbiamo più problemi, ma non noi a San Fior, credo tutto il paese, insomma probabilmente tutto il mondo, ecco. Qui sicuramente è così, e coinvolgendoli abbiamo visto che la cosa cambia radicalmente. Direi che siamo veramente soddisfatti, perché quello che abbiamo seminato un paio d'anni fa oggi incominciamo a raccogliere. Abbiamo fatto questa inaugurazione di questa nuova sede più adatta ai giovani per i servizi, per il riscaldamento e quant'altro. È un momento dove i giovani insieme alle nostre operatrici preparate con delle competenze si trovano, è un momento di sfogo, di stare assieme, di fare progetti, vedi il sottopasso che abbiamo pitturato tutto nuovo tramite questi progetti fatti al centro giovani, quindi è una realtà del territorio sanfiorese molto importante sotto l'aspetto educativo. Prima di tutto mi ha contattato il sindaco e l'assessore per fare questo progetto assieme ai ragazzi, dove di solito noi partiamo prima a spiegare che i graffiti sono una cosa legale, della parte legale, nel senso non è che tentiamo di spiegargli cos'è l'illegale, facciamo più sulla parte artistica dove si può dipingere. Siamo partiti praticamente con una fase teorica dove nasce la storia dei graffiti, che è a New York negli fine anni 60, inizio anni 70, e da qui si evolveva tutto il percorso di questa arte, che praticamente adesso è la più grande che c'è nel mondo, conta circa in Italia 60.000 artisti. La cosa importante è far capire ai ragazzi che questa cosa qui è una cosa legale che aiuta tantissimo la creatività e star bene, ecco. Il Centro Giovani è un servizio importante, lo è non solo per i ragazzi che lo frequentano, in cui trovano un punto di ritrovo, di aggregazione positivo con la presenza di un educatore, ma lo deve essere anche per la comunità. Quindi ecco, il messaggio che voglio lanciare è che le persone siano curiose e possano, laddove non conoscono il servizio, avvicinarsi e così avere consapevolezza del suo funzionamento e delle possibilità che apre per il territorio. Allora, il messaggio che vogliamo dare ai giovani è che ci sono degli spazi dedicati a loro e che c'è una modalità sana di divertirsi, che comprende lo stare insieme e l'organizzare delle attività anche che siano adatte a loro, e che la cosa più bella è ritrovarsi insieme e giocare, parlare, discutere, e che questo può essere uno spazio per loro in cui lo possono fare liberamente.